Oh, allora, ecco, si spengono, anzi no, si accendono le luci perché ho qui, diciamo, tre giovanotti, Emanuele, Domenico e Andrea. Dico bene, adesso io ho imparato le cose, ma questi sono nomi importanti perché sono tra, diciamo, gli animatori di questo progetto Talent che si intitola The Basker. Ladies and gentlemen, facciamoci un applauso perché qua è importante che, capite? Oh, allora, io ho detto, mi vedo un po' più avanti che siamo un po' più. Ho detto prima, ho accennato al fatto che ci sarà questa novità, diciamo che è stata un'anteprima mondiale questa di cui stiamo parlando, no? Perché si tratta di un talent che voi fate per quelli che suonano per strada. Sì, un gioco dove le persone possono giocare con noi come se fossero una giuria e quindi con le loro interazioni di foto, di like, possono votare i basker e il miglior basker di Torino. E poi c'è una bella struttura dove facciamo suonare i basker così che è riconoscibile ed è insonorizzata e aiuta a suonare i basker in giro per la città. Quindi praticamente, cioè, è un talent nella misura in cui ci sono, come dire, dei concorrenti. Avete già fatto le iscrizioni per Sì, questa è cosa? più un gioco, è un Vabbè, dare visibilità ai talent basker. non è che sia una cosa seria, diciamo, anche quello è un po' abbastanza un gioco, Sì. perché poi purtroppo la gente, però diciamo anche quello è un gioco. Quindi è un gioco che sullo stile di quelli talent, però Sì, sì, sì. tu sottolinei il fatto che sia un gioco dove ci sono dei basking che si sono Basker. iscritti. Sì, che stiamo selezionando. Ah, che state ancora Sì, selezionando, quindi siamo ancora abbiamo deciso di arrivare fino a fine febbraio e li selezioniamo entro fine febbraio. entro fine febbraio. Quindi chi vuole c'è ancora tempo. C'è ancora tempo, Alessandro, sappilo, entro fine febbraio e poi ancora tanti altri. Quindi ci sono queste iscrizioni ancora aperte, voi selezionerete più o meno, vi siete fatti un'idea quanti saranno? 10, 12, Saremo 25, tra i 3? 10 e i 15 al massimo. Una sporca dozzina, diciamo, più o meno. Una Una sporca dozzina. Anche Potrebbero perché essere. questa sporca dozzina, attraverso quelli che sono i canali che stiamo aprendo, verrà raccontata piuttosto nel dettaglio. Cioè, in qualche modo, a parte, ci interessa presentare i personaggi, presentare chi sta tra virgolette, Quindi in diciamo prima che se linea. si presenta Alessandro Casalis, voi cosa fate? Andate a casa sua, lo filmate la mattina, poi quando va a suonare per strada, gli fate quelle cose lì. Magari chiudiamo tutto Un- nel massimo di 2 ore, però sì, più o meno potrebbe Però essere più o meno gli fate una interessante. cosa proprio come si fa in Italia, quindi gli Sì, fate sì, un sì, sì, ma servizietto, se mi posso permettere il termine, format non vuole vorrei essere sembrare quello. troppo. Cioè gli fate quindi delle foto, gli fate. Ma fa i servizietti, in effetti. Fai i servizi. Vabbè, fai i servizi. E poi praticamente io, diciamo, utente che anche un po' troglodita sui social, però basta che faccio, mi iscrivo, cosa devo fare? Devo iscrivermi a The Basker, no? Ma in Non devo fare realtà, niente, io sto esagerando. esatto, sì. No, no, io che voglio seguirlo, io che voglio seguire, Sì, diciamo, i lo trovi concorrenti. ovviamente sui social, siamo presenti perché sarà poi anche il meccanismo con cui il gioco funziona, nel Se senso non c'è gente. i poi voti gioco. saranno composti proprio da foto e video che le persone faranno, che Ok. è quello che solitamente fanno quando incontrano i basker per strada, e l'idea nasce proprio da lì, da dire come si può raccogliere tutto questo materiale e restituirlo all'artista, visto che poi magari il più delle volte va a finire su un social, va in giro. Certo, dice, almeno c'è un album di cose che ti Esatto, dimostra. che dice chi è il più bravo. Però se non ho capito male, voi è un basking un attimo un po' più, diciamo, tuning, nel senso che l'avete un po' truccato, perché ci sarà una cornice, diciamo, per questi basker, no? Esatto. Di cui ti sei occupato C'è una super direttamente tu. cornice, Vabbè, esatto. Una super cornice che è una cornice È acustica. una cornice che non esiste al mondo. Infatti è un Cioè, progetto la prima pilota scenografia mondiale, noi l'abbiamo detto. è la prima scenografia portatile, Sì, mobile, sì. per artisti di strada. Nel senso, sono 7 pannelli Sì. acustici che cercano di indirizzare la performance, quindi non facendo sentire a chi non vuole sentire e facendo sentire meglio a chi Diciamo, vuole un sentire. mezzo igloo, diciamo, se Sì, posso un dire, gush, un un guscetto. gush acustico. Ma ho capito, e qui lì si mette l'artista, suona Quindi di il Basker dentro, Case, Basker Case, quindi anche se piove lui può stare lì sotto. diciamo il nome, Diciamo. Basker Case. Basker Case, da un Basker pezzo Case. famoso dei No, Green Day, no? quello è Basket Case. No, appunto, dico, per ricordare, Basker Case, Basket come Case. Basket Case. Basker Case, che è appunto questa struttura che girerà per Torino e accenderà un po' i riflettori sugli artisti di strada che suoneranno in città, i partecipanti al talent. Da questa primavera, quindi questa Da sorta questa di palco. primavera, quando fa più caldo. Poi tra l'altro potrebbe anche diventare un'operazione, visto la carenza di case, diventa una casetta quella, Esatto, praticamente, sì. potrebbe diventare. Vedremo poi Copertina e robe com'è la varie. faccenda. Certo. Quindi noi adesso per
un progetto pilota e noi siamo contenti anche di aver dato questa sorta di anteprima perché state ancora raccogliendo le adesioni. Esatto, ancora sono aperte fino a fine febbraio. Potete iscrivervi mandando un video su Facebook, semplicemente descrivendo come si vive, come loro vivono comunque la vita d'artista di strada. Basta solo questo. Ecco, mandarlo dove? Al social The Basker su Facebook, Sì. The Basker, la musica e la strada, semplicissimo. La musica è stata Anche semplicissima. su Instagram potete mandarlo, però ci serve su Facebook. Vi siete quindi su Facebook, noi siamo su Facebook, siamo in diretta. The ci Basker, mancherebbe. la musica e la strada, semplicissimo. Va bene, io direi Più che semplice di così. spero di veramente. essere stato ma non è tutto, perché questo è l'inizio di una telenovelas che noi apriremo con The Basker, perché dalla prossima settimana Un artista. avremo il piacere di cominciare a farli scoprire questi artisti. Noi siamo un po' come, diciamo, come dei Red Ronnie prima, quando Sì, faceva le li abbiamo cose, ingaggiati, quando c'era la Rai ancora, c'è ancora, però diciamo quando c'era la Rai anni 90 e diciamo, quindi la prossima settimana chi avremo il piacere di ospitare? Francesca Fulet, che Francesca con Fulet. Oh, bellissimo. voce ukulele, voce fantastica, molto leggera, che sicuramente vi farà passare dei momenti veramente particolari. Vabbè, E sarà no veramente no ma veramente No, credeteci ci credeteci credo. siamo Faccio anche partiti degli dal spetta- servizietto, Scusa, ormai che il faccio anche livello, degli ecco, spettacoli. cerchiamo Faccio di degli spettacoli innalzarlo. satirici con dei cretini, purtroppo, e quindi mi Comunque, rimane sto Francesca, germe in testa. Francesca bravissima, Certo. voce ukulele, sarà Ce la prima l'avremo qui la artista. prossima settimana. Sarà la prima artista e poi seguiranno tutti gli artisti che abbiamo selezionato man mano, che saranno i partecipanti di questo The tunnel. Basker. La musica è È la musica importante. È la strada, è la musica strada, è la la strada. musica è importante. Va bene ragazzi, allora sentirete ancora parlare di noi, Come anzi no. diventeremo quasi il vostro tormento. Tutte le settimane ci sarà un angoletto, diciamo, dedicato a questa musica da strada e nel frattempo io vi ringrazio tantissimo Grazie di esserlo venuto qui a presentare. Grazie ancora a Emanuele, a Domenico e ad Andrea di The Basker. Ladies and gentlemen, un grande applauso, perché tra pochissimo su questo palco abbiamo il piacere di avere una sorta di anteprima, un gruppo che secondo noi tra poco, tra qualche, insomma, adesso non voglio dire, però un gruppo molto interessante. Loro rispondono al nome, a un nome che mi sembra, non vorrei sbilanciarmi adesso sui minerali, i colori, comunque loro si chiamano Cobalto. A tra poco qui al Salotto. Thank you.